zingaro, voglio vivere come te. Buongiorno Italia, malvenuto nella seconda giornata in mountain bike la mattina con Umberto, che Umberto faceva i campionati in mountain bike, quindi puoi immaginare quanto c'è a soffrire anche se è elettrica. Ma stavolta però non mi si frega, guarda, porto le mie scarpine da wild, sì, vissute, che sotto hanno il cararmatino. Sì, non chissà cosa perché è frugato, sono water repellenti e bene, perché ho preso anche un po' di raffreddore oltre alla stanchezza estrema alle gambe e tutto quanto, però si fa e se non ce la si fa dopo prendo e torno indietro, voglio dire, non sono mai obbligato a far nulla. Partenza, andiamo a soffrire, curati il pick up, guarda che roba, questo è grande come, guarda dentro, quasi come scarosso, francesi, boia, visto che robe. Lo so, difatti, ma anche a me viene a dire ma dove vai? Spazio dentro, ce n'è poco. Eh sì, passo lunghissimo, camper sarà 8 metri, cazzo, è più grande del mio. Boh. Ma sono le mode, sai. Sì, anche i tedeschi. Scoiattolone gigante, nero. Però vedi, curioso, no? A sentire i TG sembra tipo che il 95% della popolazione è vaccinato e gli altri sono Novax. Oh, con qualsiasi persona che parlo, nessuno che è vaccinato. Cioè, è coincidenza assurda, eh? Sono tantissimi non vaccinati. Porca miseria. E anche tanti dottori. Nel Veneto parlano di 1000 poliziotti che non sono vaccinati. Perciò anche qualche motivo ci sarà. Primo ottobre ed è ancora primavera, sempre bello il panorama, fantastico. Ci sono le stesse piante del Trentino qua, i passeri e 2 falchetti. I vizi di Singano, niente vertigini oggi, vabbè arriveranno dopo. No, quel burrone qua, questo è proprio burrone. Purtroppo ne devo tornare indietro, sai. Sì, gentilissimo lei. E da fermo riesco anche a guardare. Sì, beh no, non è proprio burrone, però è tanto ripido. Boh, non lo so. Quindi la strada è anche facile. È proprio il discorso del burrone che blocca. È tutta la corsa. È tutta così? Penso di sì. Ciao Umberto, grazie della compagnia, ci cattiamo in pianura. Ci vediamo dopo giù. Buon giro! Ciao! Vabbè ragazzi, con un po' la coda tra le gambe me ne torno indietro, però sai, credo di aver dimostrato anche un coraggio sconfinato, perché una cosa che magari non tutti sanno è che se uno non ha vertigini, non ha niente, non fa nulla di coraggioso, fa una cosa normale, ma se uno prova una paura molto intensa, molto forte, e nonostante questa paura comunque l'affronta, parlo del percorso di ieri, non di questo, quello secondo me è una dimostrazione di coraggio, cioè dimostrazione, non che uno debba dimostrare niente a nessuno, ma è un segno di coraggio, ossia quando provi veramente della paura, ma nonostante quello comunque provi, ok? Se dopo magari anche non ce la fai, ma intanto provi. E questa cosa, se provi a immaginarti, a concentrarti, a immedesimarti, la puoi benissimo capire che mi ha regalato delle emozioni molto forti. Perché? Aspetta che c'è un ramo. Se uno non ha vertigini e né niente, appunto fa la passeggiata tranquilla, ma se ha paura e va avanti lo stesso, prova l'emozione, un sacco di adrenalina eccetera, hai capito? Quindi personalmente mi ritengo fortunato a fare comunque sempre quello che mi sento e a provare tutte queste emozioni, insomma, che comunque gestisco, non è che vado eccessivamente oltre.
dei freni che sono roba mostruosa e ti diventi veramente un casino, non so se mi senti. Nella mia bottiglia. Che fregano, ci sono dei pietroni molto grandi che ti fanno spostare ogni tanto, però vabbè, perché appunto se vai piano in certe circostanze può essere più difficile dell'andare veloce, perché hai bisogno di più leggerezza nel mezzo, decisione, equilibrio, che lo hai con le velocità un po' più sostenute. No, ieri era bellissimo, non so se si capisce nel video che ho fatto l'altra volta, su quel ponte o l'altro, non mi ricordo, comunque ho fatto una derapata inchiodando la ruota ha appoggiato sul bordo come i video di Fabio Wimmer e da lì il bordo del ponticello ha accompagnato la curvatura, quindi ha accompagnato la ruota e dopo si è usciti, però veramente figata pazzesca, figata. Ok, questa ce la famo, con lei, appena presa è da fare enduro pesante, insomma vai anche a rischiare, sempre meglio prima imparare un po', anche perché io non ho mai fatto queste robe, proprio le primissime esperienze. Io ho fatto il Mola con gli skate e i roller, quello sì, ma bici enduro zero. I salti mi fanno, sono veramente un casino, solo che sì, non è un bike park questo, è un sentiero da fare a piedi, però insomma con un po' di testa e quel che si dice lo puoi fare anche in mountain bike. Ciao Fufo! Con la moto non devi stare attento a te, devi stare attento agli altri, porca troia, che non stanno nella loro corsia. Bello! Cioè il felice imbarazzo quando ti entra in area camper vestita da discoteca. Adesso facciamo la recensione della pizzeria da Roberto. No? Non risponde. No, che la sfiga, non vuole farmi mangiare questo. Partiamo bene come recensione. Esatto, sono arrabbiata. Ma sei sicuro che è il numero giusto? Sì, è anche aperto. Il numero è giusto ed è aperto. Forse non risponde il telefono? Non sa come si usa un telefono? Non so. Questa donna che mi dice la foto che non mangiamo qua, non ce l'hai disgraziato. No, le foto sono retro. Adesso abbiamo i... Aspetta, perché voi le mutandine leopardate? No, adesso sconto tutto. E oh ragazzi, fantastica, c'è la crosta come piace a me. Adesso vi saluto perché ho una fame bestia. Ciao. Allora, avevamo già letto nelle recensioni. Aspetta, perché sì, adesso lo sai, sono ciccione e recensisco le robe da mangiare. Avevamo già letto nelle recensioni che era ottima, gentili, bravi, bei e tutto quanto. E no, veramente niente da dire. La stiamo degustando con l'origano preso a Gallipoli Vecchia. E però un piccolo consiglio, un 5 anche 10% in meno di mozzarella, è un po' troppa. No, la mia è super, ben farcita anche. Però vedi, e arriva tutte desnudate, no? Tutte in minigonna, eccetera, tutte brillantenate. E dopo io ho la quertina a mettere in gambe. Guarda che nei locali ti danno il plague. Ma giustamente mi va al bar e mi dà... Ho capito. Non lo fai più, Gioia. Ho passato a prendere la fotocamera, stavamo facendo gli esperimenti. Abbiamo dentro il giubbotto, col pelo, c'è il telefono, coi versi del gatto. Il mio gatto. Che adesso vediamo. No, adesso è concentrata, esatto, sulle briciole della pizza. Ho trovato il gatto che le piaceva. Aspetta. Hai sentito? Oh.
Il gatto. Dov'è il gatto, Amy? Amy. Il gatto.